Buongiorno, ho preso al volo Sandro Vidali, il primo tour operator di questo delta, o uno dei primi? Insomma, tour operator ultimamente, uno dei primi a iniziare a fare il mestiere di guida naturalistica, questo sicuramente sì. Allora, andiamo subito al dunque, sai che i tempi del web sono veramente stretti. Il futuro del delta, come sarà? Bella domanda. Io direi abbastanza roseo, se riusciamo a fare soprattutto una cosa, quello che in tanti dicono e diciamo, perché mi ci metto dentro anch'io, il fatto di fare squadra. Qui non si salva nessuno da solo e non eccelle nessuno da solo, quindi c'è bisogno di avere un ragionamento di squadra che deve toccare tutti gli attori economici legati al turismo, tutte le amministrazioni che vogliono fare turismo, siano esse comunali, provinciali o regionali, l'ente parco. Quindi se si fa squadra si riesce a costruire qualcosa di valido. Se ognuno balla con sua nonna, continueremo con questo andazzo. Ecco, questo è un discorso che abbiamo fatto io e te moltissime volte. Io poi sono abbastanza critico perché certi paesi cercano di un pochino concentrare su di loro tutte le energie del delta. Però chiunque viene nel delta rimane entusiasta. Io ieri attraverso te ho seguito un gruppo di studenti dell'Università di Padova, erano entusiasti per quanto riguarda fare le foto qua nel nostro territorio, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo arrivano a casa e si dimenticano di questo. È perché lo vogliamo noi? Cioè, ti va bene così? O secondo te si potrebbe aumentare la presenza delle persone che vengono a frequentare il nostro delta a scapito anche di questa particolarità, peculiarità che è la Saldangi che ci contraddistingue? Beh, innanzitutto non si dimenticano poi dopo quando tornano a casa, perché il delta comunque è una cosa che ti lascia dentro sicuramente qualcosa per i paesaggi che mostra. Tra l'altro quelli che hai incontrato tu ieri è una laurea magistrale con un master sul paesaggio e sono particolarmente interessati all'area del delta. Tra l'altro stasera a Cavendramin ci sarà un aperitivo condiviso tra loro e i produttori di interesse locali, per cui chi vuole può partecipare liberamente, insomma ci sarà questo aperitivo alla fine, ma ci sarà modo di scambiare impressioni dal dentro al fuori e per loro poi dopo di elaborare le nostre. Quindi di fatto da un certo punto di vista diciamo che chi viene torna a casa con una bella esperienza. E puntare a qualcosa di più sicuramente, snaturare il delta per avere tanta gente che gira e che porta anche guadagno, per verità, ma non credo di essere l'unico che va in controtendenza in questo senso. L'economia non è l'unico metro con cui dobbiamo misurare il nostro territorio, insomma. Quindi è vero che se arriva più gente possono arrivare più risorse, è vero che se arriva più gente in alcuni ambiti rischiamo di perderli o comunque di fargli perdere quell'autenticità che adesso ancora manifestano. E guarda, io ne approfitto di questa nostra intervista, metto la locandina qua in fianco di una cosa che fai tu sabato e domenica. La locandina riguarda la Valle da Pesca, che è un ambiente ancora più interessante, meno fragile se vogliamo della laguna, perché la laguna è in diretto contatto col mare, quindi è col fiume, quindi subisce gli effetti di tutto quello che succede all'esterno. Diciamo che fa parte di quello che viene chiamato il delta aperto, cioè quella parte del delta che è in balia di quello che fa la natura. La Valle da Pesca è chiamiamola campagna allagata, non è una campagna allagata, però insomma è arginata, è protetta, anche lei subisce gli effetti di quello che si riverbera poi all'esterno. Se c'è acqua salata nei fiumi non riescono a creare l'acqua salmastra perché arriva salata dal mare, salata dal fiume. È un ambiente che va costruito, che viene costruito dall'uomo. La Valle da Pesca è un ambiente che è abbastanza, come posso dire, difficile da visitare. Ad oggi sono pochissime le esperienze che gli valicoltori hanno messo a disposizione per far entrare il turista nelle valli da pesca. Questo incontro avvenuto con Marco Zoll dà la possibilità, che è proprietario di Valle San Leonardo, dà la possibilità di accedere ai sentieri della valle, ovviamente guidati, ovviamente accompagnati, perché non si può entrare liberamente, ed è un'esperienza
meravigliosa, perché l'ambiente della valle è qualcosa di straordinario. Noi siamo abituati a vederlo dall'esterno, dalla via delle valli, ma ti assicuro che pur facendo questo lavoro da più di 30 anni, quando entri in una valle da pesca hai la sensazione veramente di entrare in qualcosa di esclusivo. Ecco, il Delta noi lo stiamo celebrando, tu per primo, ma anche io nel mio piccolo, cioè, ci crediamo in questo ambiente qua. Però come si sposano per esempio gli allevamenti intensivi, tante violenze che viene fatte in questi territori? E io ho sentito molti amministratori, tra l'altro sei anche amministratore del comune, e dicevano tutti: purtroppo noi possiamo intervenire solamente dal punto di vista degli abusi edilizi o quant'altro, però non possiamo frenare eventualmente uno sfruttamento del nostro territorio anche da questo punto di vista. Dov'è il problema? Cioè, perché gli amministratori da una parte, la regione dall'altra, la presidenza del parco dall'altra ancora, non possono armonizzare questa crescita? Beh, questa armonia deve nascere dagli attori del territorio. Quando prima ti dicevo, se ognuno continua a ballare con sua nonna, vengono fuori cose che sono coerenti l'una con l'altra, come possono uscire cose che invece non hanno nessuna coerenza. Quindi può capitare benissimo di avere ambienti meravigliosi come può essere la Valle da Pesca, come può essere una laguna se mantenuta in maniera corretta da parte di chi dovere. E il corretto non è solo visto da un punto di vista economico, perché, ripeto, non vorrei che fosse quella l'unica chiave in cui si guarda fondamentalmente sì, cioè, molto spesso è sbagliato, è un approccio sbagliato al delta. Ci sono anche altri valori nel territorio, non è solo quello economico. E peraltro quello che ti dicono gli amministratori corrisponde al vero, nel senso che se una autorizzazione per realizzare un allevamento intensivo di polli è determinato dalla regione, non ha bisogno di passare per i comuni se non per una comunicazione e basta. Quindi non hai strumenti a livello locale per determinare una scelta che vada solo in una direzione. La coerenza vorrebbe che ci fossero magari situazioni che vanno più nella direzione di mantenere il più possibile naturale, ma voglio solo ricordarti che in passato abbiamo avuto interventi ben più pesanti rispetto a un allevamento 1, 2, 10, quelli che sono adesso di polli, quando hanno costruito la centrale. Ci sono i polli adesso. Sì, ma quando hanno costruito, per esempio nel tuo comune stanno facendo una centrale importante, biomassa, che non sappiamo poi se avrà un impatto sul territorio. Da quello che hanno assicurato no, impatto negativo assolutamente no. Ecco, dal punto di vista da te come amministratore, per quello che hanno detto noi, e anche lì c'è stata una conferenza di servizi tra il comune, o meglio tra la regione, che ha coinvolto tutti gli enti interessati, tra i quali il comune. Se viene data un'autorizzazione vuol dire che siamo nel rispetto delle normative. Ma ti stavo dicendo che in passato abbiamo avuto interventi ben più pesanti, per esempio la centrale termoelettrica di Polese Canarini, voglio dire, quindi che oggi stiamo vedendo, insomma, dal mio punto di vista so di attirarmi le inimicizie di molte persone, però insomma uno dei miei sogni era di vedere il delta senza centrali. Pian piano ci stiamo riuscendo, insomma adesso è rimasta in piedi solo la ciminiera, e credo che fra poco andrà giù anche quella, perché mantenere in piedi la ciminiera credo che abbia dei costi notevoli, e la vista panoramica credo che non dia quegli introiti necessari per garantire poi dopo la manutenzione di un edificio così impegnativo. Ti faccio l'ultima domanda, naturalmente provocatoria. Tu conosci tutti e due il delta, o perlomeno tutti e due i parchi, il parco ferrarese e quello dell'Emilia Romagna. Sono più bravi loro, però devi essere sincero, So che è fatica. Nel senso, al di là della promozione. No, sono più compatti, nel senso che adesso, a dire il vero, è molti anni che non frequento più la parte emiliana, se non in maniera sporadica, però nel periodo in cui lavoravo in Emilia Romagna, una decisione presa dall'altra parte del Po vedeva tutti gli attori muoversi in quella direzione. Una direzione presa da questa parte del Po di Goro
vedeva sempre qualcuno sfilarsi. Ancora adesso? Ma direi di sì. Sì, cioè non è cambiato, dice. Ma insomma se c'è uno non c'è l'altro, se non c'è l'altro ci sono io, se c'è, insomma c'è una. Ma è il nostro DNA secondo te? O... diciamo che il Veneto è un po' il falso tutto meno, nel senso che questa logica di fare da soli, però fondamentalmente il fatto di non ragionare come squadra, cioè ritorno al punto di partenza che noi una crescita a questo territorio la diamo se tutti quanti siamo consapevoli di mettere un granello di sabbia che serve a costruire un edificio solido e con un buon avvenire. Posso chiudere questa intervista, che naturalmente mi piace poi parlare di Delta con te e parlare proprio con il maestro? No, assolutamente no. Tu sei uno di quelli che ci è creduto per primo. Però in una intervista, non mi ricordo chi interlocutore, mi ha detto una cosa bellissima: per fare un parco acquatico basta qualche milione di euro, per fare una pineta ci vogliono 50 anni. Quindi meditiamo, gente, meditiamo. Certo. E noi per fare un parco naturale ancora non abbiamo mosso grandi passi. Non dobbiamo fare una pineta, non dobbiamo fare un bosco, ma creare delle zone umide che possono creare veramente dei corridoi ecologici e quindi della possibilità per gli animali di spostarsi da una parte all'altra, con un vantaggio anche per i cacciatori, perché il fatto di avere un ambiente più sano o più naturale, diciamo, dà modo a diverse specie di fauna di vivere qui. Ho cambiato un po' la posizione, una volta ero veramente molto ostile nei confronti dei cacciatori, adesso vedo che invece i ragionamenti che mi vengono anche alla luce di tanti anni di esperienza portano non a condividere tutto il percorso, ma se mi sono rimasti dopo tanti anni di militanza, diciamo così, nei Verdi all'epoca, e quindi di uno che si è preso anche qualche ceffone quando si parlava di istituire il parco, il fatto di avere ancora molti amici nel mondo della caccia mi rende particolarmente orgoglioso. Ciao Sandro, grazie. Ciao Leandro.